La pioggia abbondante prevista sulle Prealpi e sulle Dolomiti preoccupa anche la pianura. Nel Padovano è scattata l'allerta arancio per il Basso Brenta e Bacchiglione. Il fiume, che arriva anche in città in queste ore, resta sorvegliato speciale, visto che le previsioni meteo parlano di forti temporali anche sul resto della regione. Già nei giorni scorsi il Genio Civile aveva chiuso il passaggio di acqua sotto il Ponte dei Cavai verso il tronco maestro che attraversa la città, in modo tale da far confluire l'acqua del Bacchiglione lungo il canale scaricatore. Il nostro principale strumento di difesa dalle piene del Bacchiglione, quindi la chiusura di quella porta devia il percorso fuori dalla città. Infatti Padova è una città che possiamo dire che è ben difesa, quindi noi adesso ogni ora ci sentiamo col Genio Civile, valuteremo i quantitativi che pioveranno e come scenderanno. Se interesseranno il Bacchiglione adotteremo i sistemi di difesa, insomma, del caso. La situazione al momento sembra tranquilla. Per calcolare un'eventuale piena bisogna attendere l'andamento dei temporali sull'arco alpino. Intanto resta monitorata anche la situazione dell'Adige, che tocca la parte più a sud della nostra provincia. Fino a domani mattina resterà aperto ad Anguillara Veneta il COC, monitorata la situazione dei fontanazzi. Attualmente ce ne sono in due zone diverse, una vicino a Borgoforte, quindi alla nostra frazione, un'altra lungo la strada praticamente tra Anguillara e Borgoforte. Sono sotto controllo entrambi. Uno era già stata prevista la staccata, quello di Borgoforte, perché è insorto ieri nel pomeriggio, per cui avevano già provveduto tutti i volontari della Protezione Civile a metterlo sotto controllo. Quegli altri, che sono praticamente in via Camatte, allora uno dovremmo programmare un intervento perché non esce prettamente acqua pulita, ma c'è anche del detrito, quindi della sabbia, quindi dovremmo intervenire. Adesso si stavano programmando tramite Genio Civile, Protezione Civile. I fontanazzi si formano a causa delle infiltrazioni di acqua sull'argine che riaffiora poi nei campi. Molti sono stati censiti e monitorati, contenuti con sacchi di sabbia durante le piogge.